Buongiorno, vi vorrei spiegare questa cosa del missile che è stato esploso in aria, un missile nucleare di ieri, mi sembra che era ieri, da parte della Russia. Allora, io credo che la Cina e la Russia siano d'accordo nell'eventualità di un'Asia unificata. L'Ucraina si sta dividendo da quello che è un pensiero comune asiatico. Dare la possibilità all'America di avere delle basi NATO in Ucraina significa togliere meriti alla Cina di quanto ha fatto fino adesso. Intendo dire che essere ladri di meriti non paga, non paga. L'America vuole in qualche modo partecipare alla globalizzazione prendendosi i meriti di aver fatto passi avanti per l'Europa con l'Ucraina. In questo modo invece provoca l'Asia tutta, compresa la Cina, il Giappone e comprese tutte il sud della Corea, la Corea del Nord, tutte queste potenze nucleari gli priva di un diritto sacrosanto a essere riconosciuti come precursori dell'Unione Mondiale e quali esecutori di tutte le innovazioni che vengono prodotte nell'intero globo. Guardate che tutte le città cinesi che ci sono, giapponesi, sono all'avanguardia. Perché? Perché hanno meriti di intelletto, di intelligenza. Loro hanno progredito dapprima copiando, perché ci ricordiamo che nel passato copiavano tutti i prodotti che c'erano in America, in Asia, in Europa, nel mondo, li copiavano tutti. E da lì hanno prodotto poi innovazione e hanno prodotto poi genialità di cose loro che vogliono fare nostre, i robot, tutte queste cose, no? Cioè, diciamo, questo sistema di conquistare per diritti ricevuti da altri e prendersi i meriti di un'Europa unita e globalizzata è meschinità. Quello che sta facendo la Russia in questo momento sta difendendo la dignità di un popolo asiatico che ha in tutti questi anni lavorato e fatto prodigi nei confronti di tutto il mondo. I ladri di meriti devono ritirarsi.
Zelensky, prendo un nome a caso, no? Che vuole la NATO in Ucraina per essere considerato europeo, perché l'Europa è evoluta in questi anni e vuole evolvere anche l'Ucraina, con tutta probabilità. Vuole dare la possibilità all'Ucraina di staccarsi dalla Russia per diventare una popolazione più emancipata. C'è niente di strano, è un bel pensiero, per carità, è un bel pensiero. Ma perché non diamo la possibilità all'Asia di essere tutta unita, a mantenere la sua unificazione e gli diamo il diritto di progredire l'Ucraina con tutta la Cina che propone innovazione. Cioè è la Cina che è promotore della globalizzazione mondiale. L'America da sempre sono conquistatori. È passato il tempo del conquistatore. Se vogliamo fare dei paragoni con quello che avviene in Israele, che vuole il territorio tutto per sé, l'America sta facendo l'Europa, non sta facendo l'America Europa unita. E che se fosse anche questo il pensiero di un'America Europa unita, e poi c'è un'Asia tutta unita, cioè nell'emisfero due sezioni, nessuno deve togliere meriti né diritti all'altro. Quindi facciamo magari due sezioni, est e ovest, per poi fare la globalizzazione. L'Africa verrà nel momento in cui, che è il terzo, verrà nel momento in cui la Cina avrà tutta la sua dignità, l'Asia avrà tutta la sua dignità e porterà all'Europa tutte le innovazioni che ha già portato e all'America tutte le innovazioni che ha già portato. Ora, se l'America vuole progredire l'Asia, deve farlo con l'importazione dei prodotti, importare prodotti americani e europei in Asia, che sono saturi delle innovazioni della Cina. Quindi per creare un equilibrio, cosa bisogna fare? Qual è la soluzione? Ditemela voi, dai. I dazi che ha messo Trump è perché deve esserci un lordo interno su ogni paese, sta cercando di fare i paesi tutti autonomi, ognuno pensi per sé, e la Cina che venga in Africa, in Europa, in America. Sta dando la possibilità all'Asia di venire in America e in Europa.
Questo sta cercando di fare, mettendo i dazi. Voi pensate per voi, fate un interno lordo, finitela di comprare a destra e a manca e abbiate tutti un paese autonomo. E per quanto riguarda l'Ucraina, diventi autonoma. Deve diventare autonoma, senza la NATO. Quindi, giustamente, ritorna asiatica e resta asiatica e non europea. Cos'è? Un piede da una parte e un piede dall'altra senza la NATO? Facciamo la Palestina di nuovo? Zelensky la vuole portare europea per progredirla. La NATO vuole prendersi i meriti, non credo proprio, di aver progredito l'Ucraina, quando c'è appunto l'Asia che ha progredito tutta l'America e anche tutta quanta l'Europa, con tutte le innovazioni, con tutte le novità. L'avvertimento che ha dato Putin è chiaro. State attenti, che state togliendo la dignità a un intero continente. I ladri di meriti non li vogliamo. Nessuno ruba niente. E la Cina si è alleata con la Russia l'altro giorno che hanno fatto una riunione insieme con Putin. Perché per dire la dignità è la nostra, siamo noi che portiamo avanti il mondo. Guardate che comanda la Cina alla fine, e sta progredendo tutto la Cina, sono dietro le quinte che stanno facendo tutto e gli altri sono tutti quanti burattini che girano attorno. Zelensky è un povero uomo a cui hanno dato l'incarico di globalizzare l'Ucraina. Dopo il Covid, che c'erano tutte queste persone in mezzo alla strada che si ribellavano allo Stato del genocidio che avevano fatto con i vaccini del Covid, le morti bianche, tutte queste gente che muore. Mi è morto l'avvocato di 49 anni, di 50 anni, parlato la sera, il sabato, la domenica mattina, l'ha trovato la moglie sul letto. Nessuna causa. Allora, la soluzione qual è? Siete tutti bravi a avere risposte. Io dico, facciamo 3 continenti distinti: Asia, Europa, America e l'Africa. Dimentichiamoci per il momento dell'Africa, perché quando sarà da andare in Africa per fare l'unificazione sarà una tragedia. Vabbè, io ho capito così. Ciao ciao. Guardate che bella giornata che c'è fuori e adesso ve la faccio vedere. Come si fa a girare? No, oddio, non si può.